Ciao a tutti carissimi amici del Go e ben ritrovati sul mio canale e benvenuti se è la prima volta che venite a trovarmi. Vediamo questa nuova puntata dei Tessuji Flash con un nuovo Tessuji che vado giusto a spiegarvi in questo momento. La situazione è questa. Il Tessuji che andremo a vedere oggi si chiama lo Slapping Tessuji e consiste in una mossa un po' particolare. Vediamo anche qui un esempio delle pietre nere che stanno tagliando le pietre di bianco. Allora, poniamo che nero abbia voluto fare questa uscita un po' sconsiderata, e dopo vedremo perché, per tentare di far scappare queste due pietre. Come dovrebbe comportarsi bianco? Beh, possiamo notare che se bianco continuasse per impostare una scala classica, questa pietra di nero fungerebbe da ladder block, perché appunto se nero continuasse e bianco andasse qui, nero continua, bianco va qui, e se nero continua in questa posizione vediamo che mette in Atari quella pietra, per cui questa soluzione non funziona. Come si comporta allora bianco? Vediamo il Tessuji che è precisamente questo qui, lo Slapping Tessuji. Qualsiasi cosa faccia nero è praticamente catturato. Vediamone un esempio. Quindi nero prova ad unire, bianco chiude in questa posizione, nero prosegue, bianco viene avanti, nero prosegue, bianco protegge, ed ecco che se anche nero fugge, bianco chiude e qui nero non può più scappare, per cui il gruppo di nero è praticamente catturato. E se a questo punto nero volesse cominciare a fare un setup per uno snapback, vedete, quindi qui bianco avrebbe la possibilità comunque di chiudere, perché se anche nero andasse in questa posizione per creare lo snapback, qui bianco catturerebbe entrambe le pietre, e se nero venisse in questa posizione bianco potrebbe comodamente chiudere e ci troveremmo alla situazione di prima. Inutile dire che se nero tentasse di venire in questa posizione creando questo triangolo vuoto, bene, così bianco farebbe Atari, nero sarebbe costretto a chiudersi e qui ovviamente nero non avrebbe più vie di fuga. Ritornando quindi alla mossa iniziale di nero, ecco, nero per scappare via non dovrebbe fare questa mossa qui, perché può essere combattuta con il Tessuji che abbiamo appena visto. L'unica cosa che potrebbe tentare di fare qui nero è fare un triangolo vuoto. Qui avrebbe forse qualche risicata possibilità di uscire, in base anche all'abilità di bianco e a quante pietre ha bianco in questa posizione, però sappiamo tutti benissimo che il triangolo vuoto è una mossa bruttissima, poco performante e che magari riuscirebbe anche a fuggire, ma darebbe sicuramente la possibilità a bianco di costruire qualcosa, soprattutto in questa posizione, e quindi dare comunque un vantaggio a bianco. Bene, allora ricordiamo, se abbiamo una forma del genere che sta tagliando due gruppi, in questo caso di bianco, il nostro Tessuji, lo Slapping Tessuji per l'appunto, è questo qui. Con questa configurazione le pietre di nero sono praticamente automaticamente catturate. Ma andiamo a vedere subito i nostri consueti esercizi. Ed ecco il primo esercizio. Come al solito leggete bene il testo, mettete in pausa e provate a risolverlo. Prego. Allora, naturalmente la posizione critica consiste in queste pietre di bianco che stanno dividendo questi due gruppi, e come abbiamo visto il nostro Tessuji sarà in questa posizione. Ora, come si vedeva nell'esempio fatto prima, se anche bianco continua qui, nero viene avanti, e se bianco continua, nero cattura tutto il gruppo.
Ed ecco il secondo esercizio. Anche qui leggete bene il testo e provate a risolverlo. Prego! Anche qui inutile dire che il gruppo debole da attaccare è composto da queste pietre qui. Il testo diceva di leggere attentamente tutta la sequenza per non incappare in potenziali problemi. Ovvero, lo vediamo insieme, allora il Tessuji naturalmente è sempre lui. Qui bianco tenta di fuggire in questa posizione, nero chiude, bianco prosegue, nero chiude, bianco prosegue. Ecco, se nero continuasse a proseguire in questa direzione, bianco naturalmente continuerebbe a proseguire fino a quando bianco, arrivando in questa posizione qui, guadagnerebbe quelle libertà in più che gli permetterebbero sicuramente di catturare questo gruppo nero. Come risolve quindi nero dopo questa ulteriore estensione di bianco? Semplicemente con un Ikentobi in questa posizione. Ecco che qui bianco è chiuso in rete e se anche tentasse di fuggire in qualsiasi direzione, per esempio qui, nero avrebbe sempre la risposta pronta per tenerlo chiuso e avrebbe risolto la situazione. Vi ringrazio nuovamente per l'attenzione e provate a fare un po' di esercizi anche per conto vostro, magari con degli Tsumego. Vi ricordo di iscrivervi al gruppo ufficiale su Telegram del Venexiano Channel, dove anche lì potrete avere delle informazioni aggiuntive, degli ulteriori esercizi e anche delle notizie in anteprima su quello che faccio qui nel mio canale. Ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!